Verso le 17:30 sono entrate queste due ragazze e inizialmente non ci siamo accorti di queste due individue, poi hanno iniziato a mangiare, banchettare tra biscotti, merendine, succhi di frutta, il latte, chi più ne ha più ne metta, come se fossero a casa propria. Non erano evidentemente a casa loro, ma tra gli scaffali del Conad di Ponzano, le protagoniste di un pomeriggio che a tratti ha rasentato la follia, complice con buona probabilità una dose massiccia di alcol. Una 17 anni, l'altra 18enne del Montebellunese hanno iniziato a pasteggiare ed è bastato il richiamo di una commessa per una reazione inconsulta, il lancio di una bottiglia di latte. Fortunatamente contro gli scaffali. Fortunatamente contro gli scaffali. Scatta immediata la segnalazione ai carabinieri che una volta sul posto vengono a loro volta aggrediti e la 18enne in particolare fuori controllo a inveire e calciare. Sono minuti concitati e ci si accorge che in azione ci sono anche dei complici. Visionando le telecamere poi ci siamo accorti che non erano solo loro due, ma bensì avevano anche due complici che da lì hanno raffinato alcolici, gelati e quant'altro, per poi questi due individui andare fuori come se nulla fosse, portandosi via la merce. I due soggetti, anche loro giovanissimi, sono in corso di identificazione, mentre le ragazze sono state denunciate. La più grande, già destinataria qualche mese fa di un avviso orale da parte della questura, viene anche arrestata, salvo poi essere rimessa in libertà dal giudice. Furto aggravato in concorso, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, alcune delle accuse che la porteranno in tribunale. Più che da imprenditore, Pillon parla da padre volontario impegnato soprattutto ad Arcade. Non è bello vedere queste scene, soprattutto per le ragazze giovani, come sono. Parole amare, cui segue un appello. Dobbiamo noi genitori a imporci delle regole e anche ad affidare questi ragazzi per queste baby gang, però onde evitare queste baby gang, a portarli a fare del volontariato. Il volontariato è un bene prezioso per le comunità, è un bene prezioso soprattutto anche per i loro giovani, per introdurli a non fare queste sciocchezze, perché effettivamente sono sciocchezze.